Sono già numerose le firme che abbiamo raccolto per la sottoscrizione proposta da Rete Veneta ai candidati veneti al Parlamento italiano e presentata nei giorni scorsi dal nostro direttore Luigi Bacialli, in cui si richiede un impegno concreto all'attuazione dell'autonomia della nostra regione. Un impegno serio che la nostra emittente, dando voce a tutti i veneti, chiede a chi siederà alla Camera e al Senato nella prossima legislatura. Solo oggi hanno accettato ben 6 candidati del PD a Bassano per presentare il loro programma. Tutti concordi: Giorgio Santini, Daniela Sbrollini, Rosanna Filippin, Filippo Crimì, Diego Marchiora, Alessandra Marobin, che hanno reso ufficiale il loro impegno per i veneti aggiungendo al testo la frase "nel solco della Costituzione". Io l'ho firmato molto volentieri e anche senza nessun problema. L'impegno è che nei primi mesi della prossima legislatura sul tema dell'autonomia arrivi quella legge che riguarda le regioni che concluderanno l'accordo con il governo sulle materie da passare alla competenza delle regioni, una legge nazionale votata da entrambe le Camere che darà il via finalmente all'attuazione di questo articolo della Costituzione che c'è dal 2001 e che finalmente verrebbe attuato. Ai parlamentari veneti, e in quanto tali, in quanto auspicabilmente futuro parlamentari, io penso che questo è un tema da portare avanti insieme. L'impegno dei parlamentari veneti del PD sarà quello che quando arriverà questa legge in Parlamento noi la voteremo in modo convinto. E noi continueremo a proporre a tutti i candidati veneti al Parlamento questa sottoscrizione all'impegno all'autonomia del Veneto.